Protagonismo, rivalità e tanta passione sono alcune delle parole più importanti per descrivere il derby di oggi. Amici giallorossi, Este Campodarsego, Fischia Luise. E allora si parte, divertiamoci. Pasticcia la difesa del Campodarsego, ha recuperato palla rosso, poi Cola in qualche modo la mette al centro per Rosso che stoppa e calcia, Minozzi pare, poi se la ritrova lì. De Vito fa in mezzo per Dadago che non ci arriva, c'è Rosso in quelle zone, dal lago poi grande palla per Cola, Cola in aria, Cola con il destro, para ancora Minozzi, angolo per l'Este, sa saltare, palla in mezzo per Giacomazzi che sfiora e poi Zanetti se la ritrova lì. Demo torna indietro le zone di Fabian, ma Luisi dice che basta così per il primo tempo, finisce 0-0. Si ritorna in campo per il secondo tempo con una grande bella prima frazione dell'Este. Si aspetta il check di Luisa, arriva adesso il fischio e ora si va con la seconda frazione. Angolo per il Campodarsego, corto delle zone di Guito che vuole puntare, poi tacco per Pasquato che va forte in mezzo per Moroni che smanaccia in angolo, che intervento. Caccin, sguardo in mezzo, pensa al cross, lo fa partire per la testa in Dallago che si divora il match point. Inizia a saltare, parte Cagliari, forte in mezzo, Minozzi lontana di pugno. Ultima chance per il Campodarsego, parte Pasquato, forte con il destro para Moroni, poi Fabian e Moroni se la ritrova lì. Destino scritto, finisce in parità il derby padovano tra Este e Campodarsego. Grazie per averci seguito, ci vediamo al prossimo appuntamento contro il Brusaporto. Un saluto da parte di Davide Mescoli.